Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, ci siamo con l'appuntamento. Mi faccia capire, ha vissuto con ansia questo risultato elettorale fin quando non si è appalesato nella sua La mia elezione? Sì. Ma guardi, la mia elezione, devo dire, non è stata la cosa più importante a un certo punto, perché ero abbastanza, fra virgolette, su questo tranquilla, perché sembrava difficile che un capolista potesse non essere eletto, anche se però per esempio in Sicilia è accaduto, ma devo dire quello non mi ha fatto risollevare il fatto che io sia stata eletta, nel senso che il risultato è stato talmente disastroso per il Partito Democratico e per la sinistra. Ho visto a un certo punto lo spettro della Francia, dove il Partito Socialista è arrivato al 6%, e ho temuto e temo molto per l'Italia. Senta, quanto ha pesato la scelta delle candidature? Ma ha pesato, ma non moltissimo, perché se andiamo a vedere i sondaggi anche di 2 o 3 mesi fa, la cartina era gialla e azzurra più o meno come alla fine è risultata. Abbiamo un mio collega, Bruno Censore, che ha fatto un risultato straordinario in provincia di Vibo, però che probabilmente ha favorito la candidata di centrodestra, perché ha in qualche misura arginato i 5 Stelle, ma lui non ce l'ha fatta. Siete rimasti vittima della stessa legge che avete pensato, insomma. Ma io adesso, qualcuno può dire lo dice adesso perché, no, io adesso lo dico perché, diciamo, lo posso dichiarare, io questa legge non l'ho mai voluta, non l'avrei mai voluta, ma per un motivo molto semplice, perché non volevo l'Italicum coi capilista bloccati. Io ho fatto sempre una battaglia per le preferenze. Io penso che, morto il Porcellum, per fortuna, contro il quale abbiamo fatto anche qui una battaglia, bisognava che la legge elettorale potesse permettere che ogni eletto fosse scelto dai cittadini. Invece questo non è stato, e il Rosatellum è una specie di Porcellum da questo punto di vista. Se lei voleva le preferenze, allora perché non si è candidata all'uninominale? Ma a parte che l'uninominale non sono preferenze. Ho appena fatto, sì, non sono preferenze, perché... Vabbè, ma si vince però con un voto no, in più, ma è diverso, è diverso, perché è diverso. Sei in campo in prima persona. Sì, ma insomma, è diverso, perché come ho detto prima del collegio di Vibo, Bruno Censore, che credo sia il candidato più presente sul territorio di Vibo Valentia, non ce l'ha fatta nonostante la sua forza elettorale, perché anche nel collegio uninominale, con il voto congiunto, ecco, il voto disgiunto sarebbe stato diverso, con il voto congiunto vince anche lì il brand, non vince la persona, è proprio, diciamo, rarissimo, cioè in Toscana Renzi vince o qualche altro tipo Lotti eccetera, ma perché comunque erano dei collegi su cui il brand del PD ancora era primo. Ma io sono convinta che nemmeno Renzi avrebbe vinto a Crotone, ecco, non dico a Vibo, ma a Crotone non avrebbe vinto, perché con il voto congiunto, con l'uninominale, non c'entra la persona, oppure c'entra ma fa spostare di qualche punto percentuale il risultato, ma non lo cambia. Invece la preferenza cambia il risultato. Guardiamo la Sicilia, a pochi mesi ha vinto il centrodestra, a pochi mesi ha stravinto il Movimento 5 Stelle, quindi ci voleva una legge elettorale con le preferenze. Mi auguro che se la cambiamo andiamo in questa direzione, ma la vedo dura. Senti, non c'è più un renziano in Calabria adesso, no? Sono spariti tutti i renziani. Ma a parte che non sono spariti tutti perché il senatore Magorno è renziano fino alla fine. È l'unico che... Io personalmente, che non mi sono mai definita né renziana né antirenziana e che ha discusso con Renzi nel merito e nei contenuti, ho iniziato, diciamo così, ad appoggiare Renzi rispetto alla scelta del referendum costituzionale, perché mi sembrava che quella fosse, e continuo a pensare che lo sia, la strada per togliere l'Italia dalla palude. Questo risultato elettorale, che ripeto, rispetto, perché il popolo è sovrano, ecco, non voglio mettermi,
obiettivamente ha generato e ha rafforzato la palude, perché il vero problema è che hanno vinto i 5 Stelle, ha vinto la Lega, abbiamo perso noi, ma in Parlamento non c'è una maggioranza. Guardi, ha vinto chi non promette posti di lavoro. Questa è la cosa positiva della... Ecco, qui possiamo dire che nasce la Terza Repubblica. Ha vinto chi non promette posti di lavoro. Ma premesso che ormai i posti di lavoro non li prometteva nessuno, il punto vero è un altro, non è tanto la politica che promette posti di lavoro perché non ci sono i margini, è che i delusi da chi non è stato in grado, secondo la vecchia logica politica, soprattutto nel Mezzogiorno, di offrire delle opportunità individuali in termini di posto di lavoro, sono stati puniti. Io mi auguro che questa cosa sia catartica, non solo per la politica, ma anche per il popolo che ha votato questo. Mi dica una cosa, se qualcuno dovesse rivolgersi a lei oggi dicendo mi aiuti per fare questo, mi deve fare quell'altro, guarda, io sono troppo, come si dice, cioè non riesco a vedere la politica sganciata dall'umanità. Cioè, se viene un padre di famiglia che guadagna 500 euro al mese, che è separato, ha 2 figli disoccupati, beh, certo, dentro un ragionamento del garanzia giovani, piuttosto che dote lavoro, piuttosto tutte le leggi importantissime che abbiamo fatto in questi anni, prova a vedere se c'è uno spazio. Sì, lo faccio, ma più per un fatto di umanità, non mi interessa il voto di scambio perché mi pare che funzioni, quindi, però l'umanità non la vorrei perdere. Sono state elezioni libere queste? Forse le prime vere elezioni politiche? No, libere no, perché secondo me abbiamo in questo momento un grande controllo, che è quello della rete. Io sono proprio, come si dice, sono assolutamente innamorata della rivoluzione digitale. Penso che sia veramente quella che Marx aveva immaginato, cioè l'uomo libero dal lavoro, diciamo così, dipendente e invece in pieno possibilità di lavoro creativo, perché poi le macchine faranno il resto. Però questa rete, soprattutto con i social, genera le famose fake news non sono inventate. Trump non è stato votato perché era il migliore, Trump è stato votato perché è stata ammazzata attraverso la rete la Clinton. Renzi non sta facendo male, certo ha un carattere un poco, come si dice, impulsivo, passa per arrogante. Diciamo, da bulletto praticamente. Io pure passo per arrogante. Ma lei non passa sicuramente indifferente, perché ecco, poi bravo, voglio dire nemmeno Renzi, ma io non sulla mi rete sento lei arrogante. è, come dire, sì, martellata continuamente. Sono martellata e rispondo, perché a meno che non mi insultino, a meno che non capisco che c'è un elemento di malafede, allora uso un metodo, diciamo, che secondo me è corretto. Ma secondo lei è una questione di antipatia o di simpatia? Che cosa? Il fatto che venga in qualche modo martellata dalla rete, un approccio nell'immaginario collettivo, come viene percepita? Guarda, io sono andata in giro in questa campagna elettorale, devo dire ho trovato grande affetto, certo limitato al risultato che abbiamo avuto, però quelli che mi vogliono bene mi riconoscono, anche se non mi conoscono fisicamente, mi riconoscevano anche attraverso la rete, perché la rete fa schierare. Solo che se ci fosse, diciamo, una sfida corretta sulla rete, allora gli antipatici e i simpatici sarebbero tra 2 schieramenti. Ma se invece sulla rete passa la bufala che devi pagare 35 euro di bollette in più Enel perché c'è qualcuno, magari questo governo, che ha deciso che quelli che non hanno pagato si scaricano su quelli che pagano, ed è una bufala conclamata, però Salvini la fa circolare, è chiaro che a questo punto non hai armi. È come se adesso appunto facciamo diventare una notizia vera questo fatto delle migliaia di persone che stanno in fila ad aspettare il reddito di cittadinanza. Che è una bufala. Sì, però secondo me questo è il modo se vuoi stare sulla rete. Se vuoi vincere sulla rete devi essere politicamente scorretto, come fa Salvini e come fanno i 5 Stelle. Possiamo arrivare a questo? Lei sulla rete, sì. Lei sulla rete è politicamente corretta? Io sono ancora politicamente corretta, non lo so se arriverò. Per essere politicamente scorretti deve avere un sistema che ti consente che il politicamente scorretto diventi realtà. Io sulla rete ho 2 metodi. In una prima fase entro nel merito dei problemi che mi pongono.
Quindi se mi dicono la galleria Paola Cosenza è chiusa per colpa della regione, la galleria ferroviaria, io gli rispondo nel merito: guarda che è sequestrata e non si ci può lavorare. Se però questi poi insistono, ma siete comunque una vergogna del paese, io dico vabbè, arrivederci, non ci parlo più. Quindi Che fa, blocca? Cancella? Quelli proprio che insultano sì, ma lo rivendico questa cosa, perché secondo me non è democratico però. No, non sono d'accordo che non è democratico, non è perché se democratico, se uno viene a casa tua... Se è un personaggio pubblico deve accettare tutto. No, non sono d'accordo, perché c'è questo politicamente scorretto. No. Allora, la bacheca anche della pagina pubblica è una bacheca comunque privata, non è il quotidiano oppure Teleuropa dove tu devi far parlare tutti. La pagina, cosa... Allora, se uno viene dentro casa tua e ti fa la pipì sul pavimento e poi ti dice pure guarda che casa sporca che hai, beh, insomma, primo non ti faccio entrare più, secondo non ci discuto proprio più con te, corretto? E quindi a secondo, a secondo è una politica, diciamo, a secondo le situazioni, a secondo i contesti, a secondo varie questioni. Però porto avanti le mie idee. Allora, come immaginavate di raccogliere più consensi di quelli che avete ottenuto per esempio in Calabria con questa... Sì, io ce l'ho un'idea. Con questa, come dire, promessa di rivoluzione in Calabria alla guida del centro-sinistra che nei fatti si è rivelata essere una... Ma io non credo in una... così, insomma... modesta come risultati, ecco. Allora, il risultato è stato modesto, ripeto, in tutto il Mezzogiorno e anche in buona parte del Nord. Si sono salvate delle isole felici, tra l'altro una di queste che non viene mai citata perché poi alla fine non abbiamo vinto nemmeno lì il collegio. 3 solo isole in tutto il paese. No, ma a parte i collegi nominali, per esempio a Milano città siamo il primo partito come Partito Democratico, no? Città più moderna, più innovativa, più tutto. Però a parte questo... Io penso che noi abbiamo un peccato originale nella politica del Partito Democratico ed è un peccato originale che nasce con il sostegno al governo Monti, perché sostanzialmente quella politica... Io sono venuta in questo studio... No, io sono lontana sta cosa non è di lontana, Monti. se mi fai parlare. Prego. Io sono venuta in questo studio, mi ricordo, con una rappresentante di Forza Italia e un altro di Scelta Civica, e io contestavo la politica di austerità che ovviamente Scelta Civica invece rappresentava al 100%. Nel proseguo del governo, prima Letta era in piena continuità con Monti, poi Renzi e Gentiloni, abbiamo provato a modificare alcune cose, ma c'erano dei vincoli ancora troppo forti, compreso per esempio il patto di stabilità che abbiamo dovuto mettere in Costituzione, il vincolo di bilancio che mi sembra, del pareggio di bilancio che mi sembra un fatto eccessivo. Cosa posso rimproverare? Di non essere intervenuti più pesantemente sulla questione del disagio sociale. Il reddito di cittadinanza, o reddito minimo, o reddito di inclusione esiste già in Italia e l'ha fatto il governo Gentiloni, si chiama appunto reddito di inclusione, ma c'ha solo 2,5 miliardi di dotazione e c'ha ancora un vincolo che sparirà a luglio sul diciamo, bacino verso di riferimento. Se quei 2,5 miliardi li portiamo a 10 miliardi, noi copriamo tutta la povertà, tutto il disagio sociale, tutto. Allora, questo è il coraggio che è mancato, secondo me, e io dico dall'opposizione farò battaglia e mi auguro che i 5 Stelle se dovessero governare lo portino veramente 10 miliardi. Lei voterà se vuole? Assolutamente lo voto, ma assolutamente, non lo considero una misura assistenziale, la considero, che poi sta storia dei 1700, io l'ho letta la proposta di legge dei 5 Stelle depositata al Senato e alla Camera, è il reddito di inclusione, quando Di Maio che si spaventa adesso di andare al governo, parliamone chiaro, dice ci vogliono 2 anni che dobbiamo riformare i centri per l'impiego. Ragazzo, io lo so che ci vuole il tempo, noi abbiamo portato il reddito di inclusione da 500 milioni a 2,5 miliardi e la battaglia di tutti è di portarla almeno a 10 miliardi perché abbiamo il dovere di rispondere a chi non è in grado di avere nemmeno una dignità. Così finisce il voto di scambio, completamente finisce, completamente, perché il genitore non può più venire a dirmi sono morto di fame, perché chi è morto di fame veramente ci avrà un reddito dignitoso di 700 euro al mese, ma ha diritto, se il lavoro non lo trova, che deve fare? Si deve suicidare.
Se lavoro non lo trovo è compito della politica creare le No, condizioni. non è il compito della no? politica, Creare le ti spiego condizioni, perché se allora... uno se uno si assume l'onere di spiego perché non governare, sì. deve avere le idee chiare. Io ce l'ho le idee chiare. Allora ti ho detto, l'errore, tu mi hai detto è troppo lontano, l'errore è stata la politica d'austerità, che non ha consentito di fare gli investimenti adeguati. Con Renzi e Gentiloni abbiamo incominciato a fare degli investimenti, perché la 106 è un investimento di 1 miliardo e 300 milioni, il piano Industria 4.0 che ha portato super ammortamenti delle imprese sono investimenti. Questi investimenti sono quelli che generano o genereranno lavoro, ma nel frattempo la gente non può morire di fame. Quindi io sono per questo doppio binario, reddito, investimento, lavoro, reddito, investimento, lavoro, e deve essere qualcosa. D'altra parte nelle società moderne così funziona. L'America così ha superato la crisi grazie a Obama. Adesso non so dove arriverà con Trump, ma grazie a Obama la disoccupazione è diventata bassissima, perché hanno forzato molto sul welfare fino a quando gli investimenti non davano le risposte sul lavoro. Noi dobbiamo lavorare sul welfare in questo momento, insieme agli investimenti. Parliamo della nostra regione. Questa regione che sì. Ha record negativi ormai che non fanno più notizia. Sì. Abbiamo migliaia e migliaia di soldi che arrivano dall'Europa, ma non riusciamo a metterli in circuito, non riusciamo a creare occupazione, non riusciamo a farli maturare in maniera, dare risposte concrete alla società calabrese. Allora. Cioè siamo sempre alle solite, e allora è chiaro che la gente che cosa fa? Vota per lanciare un segnale, per dire avete deluso, avete fallito, ciao. Vi dimostro che c'è una possibilità diversa per... Allora, questa ancora la dobbiamo tutta dimostrare. Di ricominciare. Questa la dobbiamo Ho capito, ma intanto però io voto. Sì, ma allora, do un segnale. Allora, io ribadisco, il voto è, diciamo, la pratica più democratica che un popolo può avere. Quindi se il popolo ha deciso nella sua maggioranza di, non dico di votare 5 Stelle, Lega, eccetera, ma di anche colpire le forze di governo, punirle, perché questa è la verità, di punire le forze di governo vuol dire che non siamo stati in grado di dimostrare le cose che stiamo facendo. Però che uno mi venga a dire che quello che è stato fatto in questi 5 anni è lo stesso che ha fatto in 20 anni il governo Berlusconi, questo io lo nego e vengo. Per esempio, c'è qualche giornalista solerte di qualche giornale online che ha parlato di finanziamenti annunciati, eccetera. A parte che non so, della Regione Calabria, andiamo a vedere che sono sti presunti finanziamenti annunciati. Ogni anno tutti quanti a dire il mare sporco, il mare sporco, il mare sporco, ogni anno. Beh, Oliverio decide di finanziare non i comuni di centrosinistra, ma i comuni in procedura di infrazione affinché mettano a posto il depuratore, e diventa una cosa da campagna elettorale, non un fatto concreto. Ma li ha fatti tutti in campagna elettorale, ma li ha fatti tutti in campagna elettorale. Ma scusami un attimo, ma quando li doveva fare? Tu mi dici allora torniamo, ma non possiamo, allora torniamo a noi. Quando ha incominciato ad avere la disponibilità dei fondi europei, mi devi rispondere però. Lui è stato eletto nel 2014, ha iniziato a lavorare nel 2015, tutto il 2015 è passato per farsi approvare il finanziamento 2014-2020 che non era stato approvato dalla precedente giunta perché l'Europa gliel'aveva bocciato. Il 2016 finalmente sono stati sbloccati i soldi, sono stati fatti gli assi e le programmazioni, nel 2017 è stato possibile spenderli. Guarda caso la Regione Calabria, certificato dal Sole 24 Ore, è quella più avanti nella spesa dei fondi europei. Se doveva farlo, diciamo, prima, mi spieghi se non aveva la disponibilità come faceva a farlo? Che poi coincide con questa maledetta campagna elettorale, è come il discorso degli LSU. Ma un attivismo incredibile. Ma non c'è nessun attivismo, ma non è vero, io ti dico, ma non è vero. Oliverio è attivo a prescindere. Oliverio è stato attivo in back office quando ha dovuto costruire le condizioni perché la Calabria finalmente potesse avere quei fondi europei che servivano non per buttarli in mare, ma per fare dei progetti mirati.
Ci è voluto tutto il 2017 per fare questi progetti, inevitabilmente la spesa, lo sai quando aveva detto ai sindaci che poteva dare i soldi, per esempio per le frane e per il dissesto idrogeologico? A novembre 2016, mi pare, sì, novembre 2016. Fino a quando è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente l'accordo di programma, eccetera, i soldi la Regione li aveva già, si possono spendere adesso. Allora, si spogli un attimo del ruolo. Un'elezione che ci potremo fare. Si spogli un attimo dal ruolo che ricopre. Ma io mi sono spogliata completamente. Dal cittadino calabrese. Dal cittadino lo capisco. In condizioni di grande precarietà, di grande difficoltà, che aspetta che qualcosa cambi. No? Sì. Cioè, come avrebbe giudicato il governo come avrebbe giudicato il governo della regione, per esempio? Come avrebbe giudicato? Mi dica che cosa come dire, è intervenuto in questi anni che in qualche modo possa... Allora scusami, però io ti dico, se Di Maio dice se io vado al governo il reddito di cittadinanza però te lo posso dare fra 2 anni perché devo riorganizzare i centri per l'impiego, ma tu mi spieghi invece perché Oliverio non si può aspettare 2 anni perché possa farsi approvare i soldi dalla Comunità Europea, riorganizzare la macchina burocratica che ancora è comunque moltissimo lenta, stabilire le relazioni con tutti i ministeri. Noi abbiamo sta vicenda degli LSU che si sta ingarbugliando, ma rassicuro chi fosse in ascolto che non c'è nessun problema, il percorso è quello e noi, nonostante abbiamo perso le elezioni, lo porteremo avanti. Perché lo porteremo avanti? Beh, se ci sono tutte queste cose... Le parlo pure di sanità, che dici? Mettiamo in mezzo anche la sanità? Allora, sulla sanità... ma mettiamoli in mezzo la sanità, su quello proprio Oliverio non tiene nessuna responsabilità, nessuna, ma perché nomina? Ma che c'entrano i direttori generali? Stanno facendo l'impossibile. L'ospedale di Praia lo stiamo riaprendo, il direttore generale lo sta riaprendo contro scura, ma ha la forza di riaprirlo perché c'è un parere del Consiglio di Stato e un esecutore di quel parere che viene dal Ministero della Sanità che dice di aprirlo, e quindi il direttore generale si sente forte di quel parere e di quella sentenza. Ma se no, il direttore generale ha le mani legate rispetto a Scura, ha le mani legate, poi tu mi puoi dire Scura l'ha nominato il governo e lì casca l'asino, però non mi puoi dire che la responsabilità è di Oliverio, non me la puoi dire perché Oliverio sta facendo fare ai direttori generali e al suo dipartimento cose che vanno spesso contro Scura e quindi sono un po' al limite delle possibilità. Ma ha provato a chiedere ai cittadini che idee hanno della sanità calabrese? Allora, posso dirti una cosa, ho incontrato in campagna elettorale un gruppo di medici, i quali fanno quello medici che avevano un problema sul tema delle cure primarie, medici di base, i quali, mentre parlavo con uno di questi, mi diceva, perché la regione? Ho detto, scusa, la regione in che senso? No, il commissario. Vabbè, se il commissario non è la regione. Dopo ricominciavo, perché la regione? Scusami, abbiamo detto, in questo caso è la regione o è sempre il commissario? Cioè, se tu fai passare che il pallino della sanità ce l'ha in mano la regione, è chiaro che il problema è la regione. Ma noi lo sappiamo, questo non significa liberarsi dalle responsabilità. Capisco perché, ti che ripeto, deve difendere, Oliverio però, Allora, l'ospedale di Praia lo stiamo riaprendo nonostante Scura. L'ospedale di Trebisacce l'abbiamo riaperto nonostante Scura. Ha parlato con i cittadini di Trebisacce e di Praia Mare? Allora, io parlo con i cittadini di Trebisacce. Che cosa le hanno detto? Evidentemente, siccome né a Trebisacce né a Praia Mare abbiamo avuto proprio un grande successo, evidentemente questo messaggio non è passato. Ma io non posso negare la realtà, cioè io sono convinta, purtroppo temo che, non lo so se i 5 Stelle ci andranno al governo, ma io sono convinta, cioè la realtà non si può cambiare con una bacchetta magica. Noi abbiamo fatto cose... Ma dopo 3 anni forse qualcosa. Dopo 3 anni ma sulle questioni che potevamo l'abbiamo fatto. Allora, la 106, no?
Ma lo sai da quando era bloccata la CENTE6? Ma no, ma è colpa nostra se il CIPE si è riunita te. Ma perché la colpa è nostra? No, non è arrivato. Allora raccontami raccontamelo tu tutto il processo. Il 28 è stato deliberato. Ma raccontami tu perché è stato il 28. Allora lo racconto io. Bravo, te lo racconto io. Allora, il CIPE ha approvato lo sblocco della 106 il 10 agosto dell'anno scorso ed era tutto a posto. Se non che quei poteri forti che hanno bloccato per 10 anni, perché questa qui della 106 è una gara già aggiudicata nel 2008, cioè non è una gara, un progetto di massimo, un progetto esecutivo, è una gara aggiudicata. Il CIPE l'ha sbloccata l'anno scorso. Questi poteri forti hanno messo in mezzo di nuovo un comitato esterno al Ministero che si chiama sostanzialmente valutazione dell'impatto, tutte queste stronzate qua. Per passare si sono dovuti prendere come Presidenza del Consiglio una responsabilità enorme di tornare al progetto originario, di modificare quello che era stato approvato il 10 agosto nel CIPE e di far passare questo attraverso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che per fortuna l'ha approvato. Se il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non l'approvava manco il 28 passava la 106. Ma che ci possiamo fare se ci sono tutti questi intoppi burocratici? Sai chi ha votato contro il referendum costituzionale a parte la maggioranza dei cittadini? Tutti i burocrati ministeriali. Tutti i burocrati ministeriali hanno fatto una campagna contro il referendum costituzionale enorme perché venivano intaccato il loro potere, perché il vero problema non è la politica, il vero problema è la burocrazia che impedisce alla politica di poter fare fino in fondo e velocemente quello che si deve fare. Che aveva promesso e se ne accorgerà. L'ha fatta, ma quella ministeriale non la può controllare. Sulla regione l'ha fatta, la regione risponde in questo momento. Risponde, sì, incredibile ma vero, risponde. Quelli che rompono le scatole sono ancora i burocrati ministeriali, che oltretutto sono gelosi l'uno dell'altro. Ma qui in Calabria ha parlato con gli imprenditori, sì, col mondo imprenditoriale. Sì, ho parlato col mondo imprenditoriale. Allora io ti dico, ho parlato con un'azienda qui vicino, dove c'è un certo numero di dipendenti, ha detto è stato il governo che negli ultimi 20 anni ha dato più di tutti alle imprese in termini di credito d'imposta, superammortamento, decontribuzione, defiscalizzazione. Poi chiaramente, che ti devo dire, evidentemente, ripeto, noi abbiamo sbagliato due cose. Abbiamo sbagliato a non mettere subito 10 miliardi sul piatto del reddito di inclusione, comunque del welfare, abbiamo sbagliato, questo è l'errore, e abbiamo sbagliato a lisciare il pelo sul tema dell'immigrazione, perché noi dovevamo avere il coraggio di dire che l'immigrazione e l'accoglienza è una risorsa, non un pericolo, perché i dati statistici non dicono che è un pericolo, ma quando poi la Lega dice che i nigeriani come hobby tagliano a pezzi le ragazze e dopo una settimana un tranviere di Milano fa la stessa cosa e viene ignorata, vuol dire che il tema non sono i nigeriani, ma sono i delinquenti italiani, nigeriani e di altri paesi. Su questo non ci sono dubbi. La pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. È come dire, dispiaciuta il fatto che il segretario regionale non si ricandida più? Ma mi pare dispiaciuta No, non sono dispiaciuta perché oltretutto, devo dire la verità, in un'iniziativa a Luzzi Magorno aveva annunciato che dopo le elezioni, siccome era diciamo, nell'ordine delle cose che si avviasse il congresso regionale, ha detto io al congresso regionale non mi candido più da segretario. Quindi dice questa è l'ultima campagna elettorale. Ma come l'ha giudicata la gestione Magorno? Adesso può giudicarla, no? Non c'è più il segretario, non si ricandida più? Come l'ho giudicata? Beh, sicuramente è stata una cosa complicata perché all'inizio... E un po' di scontri ci ha avuto. No, all'inizio noi abbiamo candidato uno in alternativa che era Massimo Canale, oltretutto Magorno non ha preso nemmeno il 50% alle primarie, quindi la sua elezione è avvenuta all'interno dell'Assemblea e senza il nostro accordo, ma si è messo d'accordo con quegli altri due che erano candidati, eccetera. Quindi
Un partito che all'inizio è partito abbastanza spaccato, poi questa spaccatura è diventata ancora più forte perché non siamo riusciti a candidare subito Oliverio perché non volevano far fare le primarie, eccetera, poi anche questa cosa è stata superata. La terza spaccatura è stata proprio la sanità. E lì in verità è stato preso un impegno che però purtroppo non è stato mantenuto, ma un giorno scopriremo perché qualcuno non ha voluto che la Calabria si riprendesse la sanità. Ma lo scopriremo. Oliverio le catene ce l'ha sempre pronte, vero? Ma questo discorso delle catene è stato troppo esagerato, perché chiaramente Oliverio ha fatto un discorso forte, ma che in campagna elettorale poteva rischiare di essere strumentalizzato, ma ripeto, quando è arrivato al discorso delle catene erano già passati 2 anni, perché la possibilità che lui fosse nominato, ma il problema non era manco che Oliverio fosse nominato, perché infatti la nostra rivendicazione non è nominare Oliverio al posto di Scura, la nostra rivendicazione è chiudere il piano di rientro, ridare la gestione della sanità in mano alla potere, diciamo, democratico, anche perché questo piano di rientro non ha fatto abbassare i costi, ha fatto solo abbassare i livelli di servizio, questa era la questione. Però per tornare a Magorno, quindi ci sono state queste cose, dopodiché in una riunione alla Lamezia con Minniti si è deciso che, dopo aver eletto naturalmente Oliverio, e con un impegno sulla sanità che però purtroppo non si è mantenuto, si è deciso di procedere a una gestione unitaria. E siamo arrivati sostanzialmente a queste elezioni con una gestione sostanzialmente unitaria regionale del partito. Mai una riunione prima delle elezioni, mai un confronto, mai un... No, ma è stato fatto 2 anni fa questo. No, dico, un direttivo poi regionale. Adesso voglio dire, nella fase adesso che ha preceduto... si apre il congresso. No, adesso che è la fase che ha preceduto le elezioni, le politiche sì, adesso. Sì. Non mi pare che ci siano state grandi riunioni, iniziative, ma ci sono state riunioni nei territori, ci sono state consultazioni, ci sono state riunioni. Ma la direzione regionale si è riunita? La direzione regionale mi pare di no. No. Però non era obbligatorio che si riunisse, lo statuto non lo prevedeva e nemmeno il regolamento elettorale. Senta, alla luce del dato elettorale, la classe dirigente dovrebbe, no, forse fare un passo indietro. Infatti si fa il congresso, i passi indietro si fanno così, Sì. Cioè i passi indietro non si fanno come in Giappone, che ti prendi una spada e ti suicidi. Cioè i passi indietro si fanno con i congressi che decidono che Attilio Sabato non è stato all'altezza e se ne mette uno più all'altezza. Speriamo. C'è anche chi contesta il lavoro svolto dal segretario provinciale qui a Cosenza, Guglielmelli. Ma guarda, io credo che Luigi Guglielmelli sia il miglior quadro politico che in questo momento ha la Calabria. L'ho detto al congresso provinciale e tra l'altro in quel momento preciso, lo pensava anche Mazzuca, che oltretutto ha fatto un passo indietro e ha appoggiato Guglielmelli come segretario provinciale, ma io lo penso veramente. Dopodiché le situazioni nei comuni sono veramente drammatiche perché giustamente ognuno ha le sue aspirazioni, ci sono persone che dicono questo il PD sono io, no il PD sono io e ecco, tutte queste cose secondo me oggi vanno finalmente sciolte, non si può stare nei singoli comuni con queste cose, però Luigi secondo me è veramente un quadro politico bravo. Senta, di che componente fa parte adesso? È una bella domanda. Ma diciamo che io sono sempre stata non è più renziana? No, io continuo ad appoggiare Renzi e tra l'altro lo faccio attraverso questa componente in cui mi sono riconosciuta quando quella componente a cui avevo aderita, quello di Roberto Speranza, se n'è uscita dal partito. Io sono rimasta nel partito e sono rimasta nell'area Martina, che appoggia Renzi, quella del vice segretario, che sostanzialmente è un'area renziana che però mantiene un'anima, diciamo, legata alla DS e anche in qualche misura al PC. Ma oggi non è più tempo, secondo me, di questo tipo di correnti. E lo stesso Martina in questo momento rappresenta tutto il partito e tant'è che farà lui la relazione lunedì in direzione nazionale. Io penso che Renzi in questi ultimi anni abbia fatto bene, abbia fatto delle cose importanti per l'Italia e sono convinta che
Siccome la sinistra, lo dicevo in un'altra situazione, tende ad uccidere i suoi leader, non ha ucciso Berlinguer solo perché è morto di infarto su un palco, ma se Berlinguer fosse sopravvissuto alla sconfitta sul referendum sulla scala mobile, non so come sarebbe finita anche in quel caso. Quindi Renzi però sicuramente è stato un leader importante che ha lasciato un segno importante, che le unioni civili non c'erano mai state nel nostro paese. Il Partito Democratico che ha aderito al Partito Socialista Europeo. Evitiamo l'elenco, però sono il fatti... risultato è capito, questo. ti sto dicendo che anche Berlinguer sarebbe stato ammazzato dal Partito Comunista. Non ha pensato mai neanche per un attimo di seguire Bersani, di seguire D'Alema? Anzi, no? Guarda, ho avuto uno scontro, io sono amica non lo posso dire se sono troppo vecchia, da oltre 40 anni diciamo di Massimo D'Alema, è stato il mio segretario nazionale della FIGC, lo conosco veramente che avevo 18 anni, ne ho sempre stimato la sua intelligenza, ho avuto uno scontro nella campagna elettorale, sono andata un giorno a Roma, l'ho incontrato alla Camera, ma veramente il rancore non porta bene a nessuno, non porterà bene secondo me nemmeno a questo voto, ma questa è una mia valutazione che se permetti posso fare in maniera che non può sembrare che nego il valore del voto del popolo sovrano. No? Il rancore non porta da nessuna parte, cioè quando uno ha rancore si deve stare un attimo fermo, pensarci e poi ricominciare se ne ha voglia. Anche il suo amico Bersani, insomma. Bersani, secondo me, più che il rancore è stata, diciamo, la non metabolizzazione della sconfitta del 2013, o meglio della non vittoria del 2013, lo capisco, ma però oltretutto non l'ha nemmeno manifestato nelle forme in cui l'ha manifestato D'Alema e questo non va bene. Infatti, purtroppo non è stato eletto, mi dispiace però. Quanto pesa l'ex Margherita all'interno del PD? Ma io credo che ormai non c'è più ex Margherita, ex DS, anche se, ripeto, la mia adesione per esempio a Martina nasce in qualche misura anche da questo background. Credo che ci siano ormai, diciamo, un partito che adesso c'ha il rischio serio, diciamo, dell'estinzione, se non fa una svolta, ma come PD, non come ex Margherita o ex DS o ex socialisti. Qualcuno dice che in Calabria non è mai nato. Un partito di sinistra oggi come deve essere organizzato, qual è la linea politica, su quali contenuti si deve muovere. Io mi auguro che la direzione di lunedì da questi elementi parta. E non dal fatto che arriva Orlando che è meno di un epigono di Renzi, che da Renzi si è preso tutti i benefici e poi adesso sale in cattedra senza avere francamente nessuna statura per farlo. Senta, il suo ex amico, non so se è ancora amico, Carlo Guccione ha detto che è iniziato il dopo Liverio subito. Allora, Guccione personalmente è mio amico e non lo posso rinnegare, perché le amicizie personali io non le riesco a rinnegare, a meno che uno proprio non mi faccia un torto personale. E Carlo Guccione torti personali finora non me ne ha fatti. Politicamente non condivido niente di quello che sta facendo, la trovo suicida, sbagliata e anche in qualche misura pericoloso per il partito, per un'organizzazione di sinistra, cioè è quello che ho detto a D'Alema. Quando D'Alema dice dovete morire e io dico ma così uccidi la sinistra e mi dice voi non siete di sinistra, e allora lì capisci che non va bene. E Guccione penso che sia più o meno sulla stessa linea, cioè la sua posizione non parte da una posizione politica, parte da un rancore, che è quello di essere stato escluso dalla giunta. E non va bene così, cioè non puoi partire da un rancore. Il rancore, se ce l'hai, lo manifesti anche, no? Va bene, ma non smetti di fare politica. Vabbè, ma lui fa... Ma la politica sul rancore non porta da nessuna parte, questo sto cercando di dire. Cioè io non nego che uno possa avere un rancore, ma non puoi fare politica sul rancore, questa è la mia idea. Senta, l'ex parlamentare Ratta dice che il PD qua in Calabria praticamente non c'è, non è mai nato, è una cosa un po' così. È un'invenzione dei suoi dirigenti, una fake news. Ma la Ratta, diciamo, ha opinioni ondivaghe, cioè un giorno scrive una cosa, un giorno ne scrive un'altra. Capisco che lui svolge più un ruolo intellettuale che da dirigente politico, però forse bisognerebbe veramente, ripeto, rimboccarsi le maniche tutti quanti, azzerare anche, io sono per azzerare la situazione
è esistente, anche dei gruppi dirigenti. Ho fatto degli esempi a livello locale, probabilmente ci sono situazioni che vanno azzerate e ricominciate. Per me una di queste è quella della città. Noi in città di Cosenza abbiamo per fortuna coinvolto delle forze giovani importanti come per esempio Maria Pia Funaro, Sonia Ferrari. Beh, queste si sono trovate di fronte soprattutto in città un partito che non c'è. In città il Partito Democratico è una organizzazione di veramente ultimo... Ma consiglieri comunali però, no? Vabbè, ma il consigliere comunale è una cosa diversa, perché nel momento... Sì, ma non abbiamo vinto le elezioni, anzi anche lì le elezioni comunali le abbiamo perse miseramente. E venivamo tutto sommato da una storia che poteva essere, che secondo me è una storia di sinistra, cioè Cosenza è una città di sinistra, non può rimanere in queste condizioni. Adesso questa sinistra anche qui si sfoga sui 5 Stelle, ci sta, hanno ragione sicuramente se lo fanno, ma io non... Penso che si può ricominciare dalle forze nuove, non dai vecchi. Io per prima, tra l'altro, io non so quanto durerà questa legislatura, ma io penso che più di 2 legislature, cioè più di 10 anni in una istituzione uno non ci debba stare. Quindi è per il vincolo di mandato. No, il vincolo di mandato per loro è una cosa diversa, cioè che non dovremmo cambiare, non si dovrebbe cambiare casacca. Io lo sono perché non l'ho mai cambiato in vita mia. Però. No, perché uno pensa, faccio un vincolo di mandato, no, penso da qualche altra parte, nasce qualche altro partito. No, voi avete noi nello statuto abbiamo 3 legislature. Nello statuto abbiamo 3 legislature con tutte le deroghe che ogni volta poi ricominciano. Io invece penso che debbano essere 2 legislature senza nessuna deroga. Nemmeno se fa il Presidente del Consiglio. Io parlavo del vincolo di mandato, perché poi uno vede, nasce un'altra formazione politica, cambia, quindi guadagna un'altra legislatura. No, vabbè. Senta, chi vedrebbe come segretario regionale? Ma non lo posso, adesso non lo so, non so un nome. Sicuramente deve essere, se si parte da questo processo, fra virgolette, di azzeramento e si fa sostanzialmente anche un tesseramento, adesso per usare uno slogan, dove 1 vale 1 e non vale un pacchetto di tessere. Vede che qualcosa comincia a passare da quella che Scalfaro ha definito la nuova sinistra, cioè dai 5 Stelle. Ma no, la sinistra dei 5 Stelle non sono nuova sinistra, i loro contenuti purtroppo non sono di sinistra, vabbè, ma comunque no, sono di tutto e di niente. Ma guardi che elettori PD hanno votato. Sì, non tantissimo, c'è uno studio che dice che la maggioranza è sull'astensione. E comunque l'altra volta anche all'università hanno sostanzialmente detto che è un po' come la DC. Sono arrivata a dire, ma in che senso? La DC era tutto il contrario di tutto, cioè sei a favore dell'immigrato e contro l'ONG, sei a favore del poliziotto. Però gestivi il disagio sociale attraverso la DC. Hanno ammazzato la spesa pubblica con quella gestione corporativa del disagio sociale, corporativa, perché la gestivano bene, nel senso che nessuno era scontento, ma era corporativa. L'idea mia è di fare un welfare universale, per esempio, mi sa si sistemò 21.000 bidelli, insomma. 21.000 bidelli e mo' in due scuole abbiamo i poveri LSU della scuola che non guadagnano manco 300 euro al mese, sono incazzati. A proposito, gli LSU e l'EPU hanno avuto un rapporto un po' così, no? Conflittuale col PD nella fase che ha preceduto la competizione elettorale. Ma io credo che la maggioranza degli LSU, sono presuntuosa, soprattutto nella provincia di Cosenza, mi abbia votato e ho un test molto particolare. Chi l'ha votata? A me? Sì. Ma hanno votato quelli, diciamo, lo zoccolo duro del PD, più qualche giovane, perché ho avuto molte, diciamo, manifestazioni, più questi, diciamo, soggetti tipo mobilità in deroga e LSU che hanno visto concretamente... Hanno votato lei? Guarda, a San Lorenzo Bellizzi, che è un comune di 800 abitanti dove ci sono 40 LSU, il PD prende il 50%, quindi è un test, cioè, chiaramente poi in comuni più grossi tipo Cassano, Rossano, dove ce ne sono pure tanti, si perde. Poi certo qualche LSU e anche qualche forestale mi ha scritto dicendo che non votavano PD perché erano delusi, e siccome noi ogni anno abbiamo difeso con le unghie e con i denti contro Lega e 5 Stelle il fatto che si togliessero i soldi sia per i forestali che per gli LSU, perché è chiaro che saranno sempre pagati da un bilancio dello Stato e della Regione, i comuni non hanno la possibilità di pagare sostanzialmente gli LSU,
E beh, se la maggioranza alla prossima legge di stabilità deciderà di togliere questi soldi, noi non è che potremo fare moltissimo. Che farete voi? Noi faremo opposizione. Vi vendicherete di questo mancato voto? No, a parte che la maggioranza di forestali e degli LSU ci hanno votato, io di questo ne sono sicura. Allora, insomma. Sì, però se qualcuno di quelli, quei 4-5, hanno pensato, sbagliando, io gliel'ho detto in campagna elettorale, io mi sono rivolta a un LSU che mi aveva scritto in campagna elettorale, gli dicevo guarda, non votare me, vota un altro partito, ma non votare questi perché stai votando contro te stesso. Fai uno sfregio sulla scheda, ma non votare contro te stesso. Cioè, sono alcuni che hanno votato contro loro stessi e ce lo siamo meritato anche questo. Senta, durante gli incontri in campagna elettorale intercettato qualche contestazione, no? Contestazione tipo quella di Diamante che hanno fatto passare per una contestazione del popolo, invece era dei seguaci di Morra? No, c'è una giornalista che mi è venuta un po' a rompere le scatole a Verbicaro, una specie di giornalista, però... Vabbè, ma fanno il loro lavoro, tutti noi facciamo il nostro lavoro. Sempre nella misura in cui non la fai diventare poi una provocazione. Noi facciamo il nostro lavoro. Però ci siamo chiariti anche quante persone l'hanno chiamata dopo il voto? Tantissime. Sì? Tantissimissimissime. Tutta gente che l'ha votata? Mi auguro. O ha qualche, mi auguro che qualche sia delusione l'ha maturata in questa... Sì, appunto, qualcuno di questi che hanno votato contro loro stessi mi è dispiaciuto. Poi in alcuni comuni, devo dire la verità, dove noi amministriamo, pensavo che il voto poteva essere più governato e soprattutto ci sono rimasta male in alcuni comuni dove capisco che questa deriva dei 5 Stelle non si poteva controllare, però qualche voto sul centrodestra di troppo, soprattutto sul Tirreno, c'è stato. Bene, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, perché questa è la fase in cui bisognerà decidere da farsi, il Paese bisogna governarlo, bisogna dare risposte immediate. Mi auguro che chi è stato scelto dal popolo sia in grado di darle. Lei è per l'opposizione, il PD all'opposizione. In questo momento sì, naturalmente se Vorrebbe ancora Renzi alla guida del partito? Ma Renzi non si candida più? Ma dico, mi dispiace il fatto. Non si candida, ma secondo me fa anche bene, perché è inutile che continui ad essere il bersaglio innocente di problemi che non riguardano solo Renzi. Io mi auguro... È troppo inviso. No, non è troppo inviso, è che sostanzialmente è stato considerato responsabile e quindi è giusto che questa cosa, lui giustamente si fa da parte, come si è fatto da parte come Presidente del Consiglio. Sull'opposizione dico solo questo, che su alcuni contenuti, se mi vengono a chiedere di votare sulla riforma, sul reddito di cittadinanza io voto a favore, se mi vengono a chiedere di affogare i gommoni che cercano di sbarcare in Calabria no, questo voterò contro. Bene, grazie, ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.